È stata presentata sabato 8 novembre nella sala futuristica della pizzeria Olivo in Piazza Bra la lista di candidati di Noi Moderati, Civici per Stefani, Libertà Popolare Veneto, in vista delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Una lista di professionisti e amministratori che ha trovato l'appoggio anche della senatrice Maria Stella Gelmini, intervenuta per l'occasione. Si propone innanzitutto come un partito di centro a sostegno di Alberto Stefani, quindi un partito che mette al centro la famiglia, l'impresa, la scuola, ma anche come l'unica lista civica del centrodestra, nel senso che noi abbiamo fatto un accordo con Civici per Stefani e anche con Libertà Popolare, quindi Noi Moderati è esattamente questo, la volontà di far prevalere la partecipazione dei cittadini, anche quelli che non hanno una tessera di partito in tasca, e soprattutto favorire appunto la partecipazione rispetto ad una elezione, quella regionale, particolarmente importante per la qualità della sanità, della vita, della sicurezza, delle infrastrutture di questo territorio. Capolista di Noi Moderati, Alberto Benetti, ex assessore ai servizi sociali di Verona, che ha spiegato di voler rappresentare la città e la provincia veronese. Noi Moderati Civici per Stefani auspichiamo di fare un risultato in maniera tale da poter rappresentare il Verona città e la sua provincia e dare risposte concrete a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, della persona e a favore del nostro territorio. Mettiamo a disposizione quella che è la nostra onestà, passione, professionalità e una competenza acquisita sul campo servendo le istituzioni nei ruoli diversi. A fargli eco Deborah Lerin, assessore di San Giovanni Lupatotto in corsa per le regionali, che ha confermato l'entusiasmo intorno al progetto. Abbiamo molto entusiasmo, ci mettiamo l'impegno, la dedizione come sempre dimostrato nei nostri territori per le nostre deleghe, portiamo competenza, portiamo preparazione, ci aspettiamo un bel risultato, abbiamo costituito anche una sezione a San Giovanni Lupatotto, quindi da oggi parte un cammino che ha una visione di programmazione anche per il futuro, quindi un punto di partenza, non certo quello di arrivo, ma ci contiamo e ci crediamo moltissimo, distribuiamo valore che è quello che ci appartiene alla nostra coalizione e vogliamo davvero far parte di un gruppo di maggioranza unita per Stefani.